Benvenuti a tutti, tifosi del Napoli. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità del nostro amato club. Forza Napoli per sempre. Inizia la conferenza stampa. Sulla partita e sulla stagione? Non era scontato, in questa situazione, che avremmo vinto la Supercoppa e mantenuto la vetta della classifica. Soprattutto perché vedo che ci sono squadre importanti, grandi club, il cui obiettivo iniziale era solo quello di qualificarsi per la Champions League. Questo dimostra l'importanza di arrivare tra le prime 4. Abbiamo cercato di competere su più fronti, nonostante quello che ci è successo. Sono soddisfatto che nulla ci abbia condizionato. Lobotka oggi era stanco, Gilmour ha giocato e ha giocato bene. Elmas ha giocato la sua 18ª partita consecutiva e sta migliorando esponenzialmente. Ricominciare a ritrovare giocatori assenti da 4, 5, 6 mesi ci dà un po' più di tranquillità, ma voglio fare i complimenti al gruppo che porta avanti la squadra dall'inizio dell'anno, che sta facendo qualcosa di straordinario. Siamo migliorati molto con la squadra riserve e questo potrebbe essere un aspetto positivo per il prossimo anno. Sono molto soddisfatto di quello che vedo. Giochi contro una grande squadra come il Torino e domini la partita, crei occasioni da gol. Quindi forse se sei più aggressivo e preciso, segni più gol. L'unica cosa che... La delusione è aver subito un gol stupido e non essere riuscito a mantenere la porta inviolata. Stiamo aspettando che altri giocatori recuperino, come MC Tominay. Dopo la sosta, forse Giovanni Di Lorenzo recupererà. Per quanto riguarda Neres, dovremo aspettare fino a fine aprile. Cosa ti rende più felice? Ciò che mi rende felice è quello che stiamo dimostrando in campo e come squadra. Penso che oggi abbiamo giocato un'ottima partita, anche in termini di qualità, nonostante l'assenza di Lobotka. È la prima volta che Gilmour ed Elmas giocano insieme, e lui non era nemmeno un centrocampista centrale. Quindi ho inventato questo ruolo per lui per necessità, e lui, essendo un ragazzo intelligente, ha capito che può giocare molto bene sia a centrocampo che da trequartista. Ciò che mi rende felice è sapere di poter contare su un gruppo di giocatori che non si è tirato indietro quando le cose si sono messe male, non abbiamo pianto, non abbiamo trovato scuse, siamo rimasti calmi. Sono particolarmente contento di questo, ed è inevitabile che alcuni giocatori infortunati tornino gradualmente, il che non farà che aumentare le opzioni non solo all'inizio della partita, ma anche durante la partita. Come stanno andando MC Tominay e Vergara? Per quanto riguarda MC Tominay, ha intensificato gli allenamenti. Ripeto, sta gestendo bene l'infiammazione al tendine e sembra in fase di recupero, soprattutto perché è fuori da quasi un mese, così come MC Tominay. La cosa curiosa è che tutto il resto sta passando in secondo piano a causa di questo. Per quanto riguarda Vergara, onestamente non lo so. Ha praticamente sentito una fitta alla pianta del piede. Ma è sicuramente una novità che si aggiunge alla lunga storia del caso. Sì, perché, in ogni caso, a mio parere, entro la fine dell'anno sarà necessario uno studio approfondito su quanto accaduto, una pubblicazione medica. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Ti è piaciuta la partita del Napoli? O no? Voglio sapere la tua opinione sotto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!